I carabinieri smantellano un giro di spaccio multietnico che da via Piave si estendeva fino a Livenza, il Covo 2 mini market della stazione di Mestre. Le famiglie italiane in difficoltà riscoprono il lavoro del cameriere e del badante, l'indagine della Fondazione Mestrina Leone Moressa. Tour dei resti ancora intatti della veggente di Lourdes nella Marca. Bernadette continua ad esercitare fascino su migliaia di fedeli. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. Dopo i sequestri degli immobili di via Piave, altro giro di vite sulla malavita delle stazioni di Mestre. I due mini market etnici di via Monte San Michele potranno tenere aperto soltanto fino alle 12. Erano al centro di un vasto giro di spaccio di marijuana, di cui un gruppo di nigeriani tirava le fila vendendo droga a clienti di tutte le etnie per 5.000 euro la settimana, anche nel San Donatese e nel Trevigiano. Sentiamo. Smantellata banda di nigeriani che controllava il mercato della marijuana a Mestre nella zona della stazione nel comune di San Donà di Piave e si stava espandendo nel Trevigiano tra San Stino e Motta di Livenza. Un'organizzazione ben oliata e ramificata controllata da Okeke Ifenai, molto attivo nella zona di via Trento e Monte San Michele. Proprio attorno ai due mini market etnici di via San Michele, che ora potranno tenere aperto soltanto fino alle 12, gravitava un vasto giro di spaccio. I carabinieri della compagnia di Mestre con questa operazione hanno preso due piccioni con una fava, sgominato un giro di spaccio e riportato la quiete nel quartiere a ridosso della stazione, dove gli schiamazzi notturni e il giro di droga da tempo avevano degradato l'area ed esasperato i residenti. In effetti abbiamo limitato l'orario di apertura di due esercizi commerciali che si occupavano di vendita di prodotti alimentari e di bibite che sono stati individuati come punto di spaccio della sostanza stupefacente. Gli spacciatori davano appuntamento all'interno o nelle immediate adiacenze di questi punti vendita, proprio sfruttando la confusione che si creava soprattutto nelle ore pomeridiane e serali per la presenza di tanti cittadini stranieri che andavano lì a consumare bevande alcoliche. Ovviamente questa concentrazione, soprattutto nella stagione primaverile ed estiva, ha creato tante problematiche nel quartiere per i residenti. Dal vertice mestrino dipendeva il mercato di San Donà di Piave, gestito da un altro nigeriano, Ciuso Azubucchie, e quello a cavallo delle province di Venezia e Treviso, in mano a Miki Ciuvudu Amalu. C'era anche un italiano, Emanuele Babusci, che riforniva i rave party lungo il Piave, e un panamense, Brown Caballero Roderick Edward, trafficante incallito, trovato con 700 grammi di marijuana dopo essere uscito dal carcere, dove aveva scontato la pena per essere stato sorpreso con 1,5 kg di sostanza stupefacente. Il giro d'affari era notevole, variava dai 4.000 ai 5.000 euro la settimana ed era alimentato non soltanto da clienti italiani, ma marocchini, colombiani, argentini, cingalesi e cubani. Un giro multietnico che ha consentito di sequestrare durante l'indagine iniziata nel novembre del 2011 5,5 kg di droga. Grande sconcerto anche nel Veneto per la scomparsa di Mariangela Melato. L'attrice aveva calcato le scene di molti teatri della regione. Molti ricordano le sue ultime apparizioni al Teatro Toniolo a Mestre un anno fa, interrotte perché scivolò sul ghiaccio a Mestre e annullò lo spettacolo Nora alla prova. Alessandro Gasman, direttore del Teatro Stabile del Veneto, l'ha ricordata definendola un monumento straordinario. Quando scompare un artista come lei, ha aggiunto Gasman, scompare un pezzo di grande cultura per il paese. E a ricordarla anche il sovrintendente, gli artisti e tutto il personale del Teatro La Fenice di Venezia, che ricordano appunto con affetto Mariangela Melato, una grande artista che ha onorato la cultura e che amava Venezia, da cui era ricambiata con infinito affetto. Queste le parole del sovrintendente Cristiano Chiarò. Con la scomparsa di Mariangela Melato se ne va anche un pezzo di storia dello spettacolo. E voltiamo pagina e parliamo del tram, perché slitta di un'altra settimana il riavvio del tram a Mestre, ma ci sono buone notizie sui tempi di installazione della rotaia lungo il Ponte della Libertà. Sentiamo.
Dal 21 gennaio aria nuova lungo il Ponte della Libertà. Tornano i vecchi limiti di velocità, i 70 km/h, e verranno ripristinate anche le 2 corsie per senso di marcia. Lo ha annunciato l'assessore alla mobilità del Comune di Venezia, Ugo Bergamo, non nascondendo la sua soddisfazione per la chiusura anticipata del cantiere per la posa della rotaia sul ponte. I lavori saranno conclusi infatti un mese prima, giusto in tempo per rendere più agevole la mobilità in vista del Carnevale, i cui festeggiamenti cominceranno verso la fine di gennaio. Rimarrà invece il limite dei 30 km/h nel tratto iniziale dei Pili in direzione Venezia e sulla rampa Tronchetto. I disagi però si sposteranno a San Giuliano da lunedì 14 gennaio. Veneto Strade, la società che gestisce le strade regionali, inizierà i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria e successivamente, entro la fine di febbraio, PMV potrà posare le rotaie del tram fin sopra il cavalcavia. Non ci sono invece buone notizie per il riavvio del Biscione Rosso a Mestre, che slitta con tutta probabilità di un'altra settimana, al 28 gennaio. La vicenda si sta facendo imbarazzante per il Comune, tenuto in scacco da un dossier che ancora non si vede e che deve essere consegnato dall'ATI, l'Associazione Temporanea di Imprese. Senza la relazione sui 900 giunti che fanno funzionare il tram, non si può ottenere il via libera dell'USTIF, Ufficio Speciale Trasporti a impianti fissi. Ed è svolta nell'inchiesta sul delitto di Lignano Reiver Laborderico. Il ragazzo cubano di 24 anni in prigione a La Habana ha risposto ieri alle domande degli inquirenti. Ha reso una confessione diversa da quella della sorella Lisandra, che gli ha attribuito tutte le responsabilità materiali delle coltellate. I coniugi Paolo Burgato e Rosetta Sostero sarebbero stati uccisi da entrambi allo scopo di rapinarli. Reiver ha raccontato tutti i dettagli del delitto senza mostrare alcuna reticenza. Da quanto si è appreso, ha parlato della preparazione della rapina fino alla fuga. Il ragazzo avrebbe anche indicato il posto dove ha abbandonato lo zaino con i vestiti utilizzati, con i coltelli, e ha però escluso il coinvolgimento di terze persone. E voltiamo pagina e passiamo a parlare del lavoro dalla TVO, l'azienda di trasporti pubblici di San Donà di Piave, che annuncia di aver indetto un concorso per l'assunzione di una trentina di autisti e manutentori di autobus a tempo determinato e indeterminato. Ci sarà insomma la possibilità di trovare un posto di lavoro per almeno 30 giovani dai 21 ai 35 anni. Per informazioni rivolgersi alla segreteria aziendale della TVO. Le domande dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2013. E intanto torna il lavoro della domestica come risorsa per le famiglie italiane che aumentano. Lo conferma una ricerca redatta dalla Fondazione Leona Moresca di Mestre. Sentiamo. Aumentano i domestici italiani e calano quelli stranieri. È un altro volto della crisi. Nel corso del 2011 sono calati i lavoratori domestici stranieri del 5% e sono aumentati quelli italiani del 3%. Sono i dati resi noti oggi dalla Fondazione Leone Moressa della CGA di Mestre, che rivelano un fenomeno che era già stato notato dagli operatori economici, ossia il ritorno di molte donne italiane con il marito disoccupato ai lavori domestici a pagamento. Non sono noti i numeri del 2012, ma l'aumento delle iscrizioni ai corsi per badanti delle italiane negli ultimi mesi sembra confermare questo trend. L'80% delle badanti, degli autisti, dei giardinieri comunque continua ad essere straniero. La maggior parte di loro è femmina. L'età media si aggira sui 43 anni, 46 per quelle italiane. Lavora 27 ore alla settimana per un totale di 35 settimane, con una retribuzione media di 6.411 euro. Le straniere lavorano di più, le italiane soltanto 19 ore alla settimana e guadagnano dunque di meno, ossia 5.153 euro l'anno. Secondo la ricerca della Fondazione Leone Moressa, inoltre, un terzo di loro è concentrato nelle ricche regioni della Lombardia e del Lazio e soprattutto a Roma e a Milano. La Sardegna invece costituisce un caso a sé e si distingue per l'impiego di lavoratori autoctoni. I problemi dei cittadini. Scrivici o mandaci un'email a redazione@televenezia.it. Televenezia premia chi si dà da fare e chi si inventa un lavoro nuovo. Scrivici e noi ti faremo conoscere a tutti i tuoi clienti. Consulta anche le pagine di Facebook e Twitter. Ed ora qualche istante di pubblicità.
È stato ritrovato nella tarda mattinata in Germania il ragazzino di 13 anni fuggito ieri pomeriggio con la Mercedes del padre dalla sua casa a Pederobba nella Marca trevigiana. Lo hanno rintracciato, secondo quanto reso noto dai carabinieri di Treviso, gli agenti della polizia tedesca allertati dall'Interpol. Il ragazzino, che dimostra più della sua età e pare fosse molto abile alla guida delle automobili, sarebbe in ottime condizioni fisiche. Ed ora diamo un occhio alle altre notizie dall'area metropolitana con la nostra Margherita Beato. E ora notizie brevi dalle province di Venezia, Treviso e Padova. Febbre da slot nel Veneto orientale, dove sono potenzialmente a rischio 6.500 persone. Un dato espresso dal SERD, il settore dell'ASL 10 che si occupa di dipendenze e che nel 2012 ha avuto in cura un'ottantina di persone. Tra le iniziative di prevenzione, l'obbligo da parte dei locali dotati di macchinette o altri giochi di esporre un avviso sui pericoli della dipendenza. La locandina è scaricata sul sito uls10.veneto.it. Redditi KO a Villorba, quasi la metà dei contribuenti dichiara meno di 15.000 euro all'anno. Questo per quanto riguarda i dati relativi alle dichiarazioni del 2011, destinati quasi sicuramente a peggiorare nel 2012. Colpisce soprattutto il reddito medio degli imprenditori, che è di 22.844 euro, appena 1.000 euro lordi in più dei loro dipendenti, cifre in ogni caso superiori di circa 4.000 euro al resto d'Italia. Ma Sanzago al buio per risparmiare. Dal 14 gennaio lampioni spenti nelle aree disabitate e nei parcheggi, mentre nelle zone abitate i lampioni resteranno accesi, uno sì e uno no, e comunque dall'1 del mattino in poi soltanto le strade di scorrimento saranno illuminate. La decisione è stata presa a malincuore dall'amministrazione comunale, che la applicherà in via sperimentale fino alla fine dell'anno. E ancora due notizie. Domani pomeriggio annuale fiaccolata di protesta organizzata dal Comitato Ambiente Sicuro e Noale Ambiente contro l'ampliamento dell'impianto tecnologico di via Mestrina. La ditta Cosmo Ambiente ha chiesto alla Regione Veneto l'autorizzazione al trattamento e allo stoccaggio di 9.000 tonnellate di rifiuti pericolosi e si trova in un'area al confine di una zona sottoposta a vincolo ambientale attraversata dal fiume Marzenego. Il progetto della società prevederebbe, secondo quanto hanno reso noto gli ambientalisti, di stoccare 150 tipologie di rifiuti contenenti sostanze pericolose. E lunedì al municipio di Mira è previsto un summit dei sindaci della Riviera e del Miranese che ospitano profughi del Nord Africa per individuare una politica unitaria nella gestione degli immigrati, per i quali il governo Monti ha tagliato parzialmente i fondi di sostentamento. A Mira ci sono 30 profughi dalla primavera del 2011. Le reliquie di una santa fra le più venerate anche in Veneto, e cioè Santa Bernadette, sono di passaggio in questi giorni nella diocesi di Treviso. Migliaia di fedeli si muovono per questo evento. È la prima volta che le reliquie di Santa Bernadette visitano la nostra regione. Vediamo. È una vera e propria tournée quella che Santa Bernadette sta compiendo nel nord-est. La peregrinazio delle sue reliquie, un frammento di costola e del fegato, è giunta per la prima volta a Treviso. Ad accoglierla gli anziani sacerdoti della Casa del Clero, dove tra cuscini di rose bianche e candele accese i fedeli si sono raccolti in preghiera. L'idea di portare le spoglie della veggente di Lourdes nel Triveneto è dell'Unitalsi, l'associazione per il trasporto degli ammalati nei santuari. È stata un'iniziativa della sezione di Bassano, della sezione veneta, di far girare proprio in tutto il Veneto un po' queste reliquie della Santa. È una reliquia, c'è una piccola parte di osso e una piccola parte di fegato, perché c'è da tener conto che la cosa miracolosa veramente di Bernadette è che è un corpo intatto ma non solo esternamente, ma anche i membri interiori, il fegato, il cuore eccetera, da una anatomia che è stata fatta negli anni 62 è stata riscontrata che sono integri. I medici non hanno saputo trovare nessuna spiegazione.
Io l'unica spiegazione che posso dare è che è una carezza che la Madonna ha voluto lasciare proprio a questa creatura a cui era apparsa per 18 volte. Dopo un'intensa giornata trevigiana con messa del vescovo Paolo Magnani a Santa Maria Maggiore, sabato 12 gennaio le reliquie saranno a Castelfranco, quindi raggiungeranno Riese Pio X. Perché c'è un rapporto molto intimo tra Lourdes e Pio X. Il rapporto è soprattutto l'Eucaristia, perché Pio X ha aperto, diciamo così, i tabernacoli ai piccoli. Bernardette a 14 anni non aveva ancora fatta la prima comunione, quindi allora hanno intitolato anche la chiesa più grande che c'è a Lourdes, l'hanno intitolata proprio a San Pio X, quindi vorremmo fare un omaggio anche lì a Riese. Domenica mattina invece si porteranno qui alla chiesa delle Visitandine, dove alle 10 ci sarà la messa solenne, anche con tutta l'Unitalsi, che inizierà proprio quel giorno, inizierà il suo anno, chiamiamolo sociale. Domenica pomeriggio farà una visita anche a San Martino di Lupari, perché anche lì alcuni devoti hanno voluto averla, ecco questa reliquia, fino alle 6 e dopo proseguirà per Trieste. E per la festa di Sant'Antonio Abate torna l'antica cerimonia di benedizione degli animali. Anche quest'anno l'usanza si ripeterà in diverse chiese di Venezia. Domenica 13 gennaio alle 10:30 gatti, cani e altre bestiole saranno i benvenuti nella chiesa di San Francesco di Paola a Castello. Alle 12 un analogo rito si svolgerà invece nella chiesa di San Nicolò dei Mendicoli nel sestiere di Dorsoduro. E ancora domenica 20 gennaio gli animali verranno benedetti dal parroco di San Giovanni in Bragora, Monsignor Giovanni Favaretto. Ed ora spazio alle notizie della settimana commentate da Maria Stella Donà e il caporedattore del Gazzettino di Venezia, Tiziano Graziotin. Siamo negli studi di Radio Venezia, accanto a me c'è Tiziano Graziotin, caporedattore del Gazzettino di Venezia. Ciao Tiziano. Ben ritrovati, buon anno anche. Buon anno, sì, perché questa infatti è la prima rubrica, diciamo, del 2013 e speriamo che ce ne siano molte altre per tutto l'anno. Allora, Tiziano, le notizie della settimana. Direi che la settimana è cominciata con le polemiche sui falò. Sì, è una notizia che abbiamo lanciato noi, nel senso che domenica scorsa abbiamo avuto dei riscontri, diciamo, da parte di lettori che chiamavano in redazione che dicevano guardate che a Mestre non si respira. E poi abbiamo fatto delle verifiche con i vigili del fuoco e in effetti anche a loro erano arrivate decine di telefonate. A questo punto abbiamo allertato i nostri giornalisti ed effettivamente anche l'ARPA ci ha confermato che c'era una situazione anomala, nel senso che questi falò, panevin, casere, come vogliamo chiamarli, effettivamente avevano prodotto un aumento significativo delle polveri sottili, ma soprattutto le condizioni meteo, l'alta pressione, la mancanza di vento, eccetera, avevano determinato proprio quasi una compressione di queste polveri, di questo fumo soprattutto sulla città e anche sulla provincia. Tra parentesi anche Treviso è stata molto interessata da questo fenomeno. Esatto, di qui le proteste, l'aria irrespirabile, siamo barricati in casa, eccetera, eccetera. Beh, io ho visto il grafico dell'ARPA, fa paura perché le colonnine degli altri giorni erano tutte bassissime, la colonnina del 6 gennaio era proprio una torre. Domenica mattina c'è stata veramente un picco assolutamente anomalo, abnorme, l'ha definito proprio l'ARPAV, e quindi si è innescato il dibattito tra coloro che dicono ma attenzione, c'è un problema ambientale, c'è un problema di salute, e coloro che invece dicono per una volta all'anno, per una tradizione così importante, così sentita, così bella per la gente, possiamo anche sopportare che una volta all'anno ci sia questa situazione che, tra l'altro, ripeto, è stata anomala, nel senso che è determinata da condizioni meteo molto particolari. Non è detto che l'anno prossimo magari si verifichi. Comunque sicuramente dopo questa polemica alcuni comuni prenderanno provvedimenti e ridurranno magari le autorizzazioni. È possibile, Mogliano l'ha già fatto. Ecco, appunto. Senti, altro argomento, il tram, perché la situazione sta diventando un po' imbarazzante, si continua a trascinare il riavvio di settimana in settimana e però i lavori per l'installazione delle rotaie invece stanno procedendo a gonfie vele.
Sì, per quanto riguarda il riavvio del servizio a Mestre, effettivamente qualcuno ne parla, dice il tram di Mestre come l'aeroporto di Berlino, perché ci sono questi continui rinvii, si parlava del 14 gennaio, poi del 21, ora si dice il 28, insomma qualcuno ha fatto male i conti evidentemente, speriamo che alla fine, entro fine gennaio, come è nelle aspettative della gente di Mestre, il servizio del tram riprenda. Però, come sottolineavi, c'è anche da dire che ci sono degli aspetti positivi. I lavori sul Ponte della Libertà, che hanno viaggiato in maniera molto, molto spedita, sono conclusi addirittura in anticipo, quindi non ci sarà più il problema di rallentamenti, disagi e anche di multe che c'è stato. Esatto, e poi anche i lavori del tram, del tunnel verso Marghera, quindi il collegamento tra Mestre e Marghera, stanno procedendo benissimo, quindi io credo che il 2014 sarà veramente l'anno del tram a Mestre. Vedremo insomma cosa accadrà, anche perché devo dire che insomma la città sta scoprendo il valore, l'importanza di questo tram nonostante le polemiche, no? Quindi la voglia di tram sta aumentando sempre più. Senti, altro argomento, la prof spiritosa. Sì, perché è successo che sul sito di Ca' Foscari è apparso questo comunicato di una professoressa che ha bonariamente preso in giro i propri studenti, cioè ha ironizzato sul fatto, sulle continue richieste di spostamenti degli appelli degli esami, e dicendo in sostanza: ragazzi, siete peggio di Paperino, perché tutte le sfortune sono assolutamente vostre, ne avete sempre una per poter chiedermi il rinvio di questi appelli. È un tema noto, qualunque studente ci è passato, avere i 10-15 giorni in più per studiare, per arrivare bene all'esame, a volte è molto strategico. No, magari di mezzo c'era anche la pausa natalizia, no? La voglia di non stare sui libri sotto Natale. Infatti era una delle considerazioni, mi pare, della stessa professoressa. Sicuramente hanno giocato più elementi, diciamo che lei ha voluto ironizzare sulla quantità di scuse che hanno tirato fuori i ragazzi, perfino appunto quella di esami medici improvvisi, e così giustamente, mentre ci sono polemiche anche sui giornali per i tempi di attesa delle liste, scopriamo che gli studenti invece in un giorno hanno l'esame, insomma, ecco, riescono ad avere le visite mediche subito. Esatto, e anche su questo ovviamente la professoressa giustamente ha sottolineato che forse qualcuno non gliela raccontava giusta. Comunque si è anche un po' pentita, perché poi questa cosa ha avuto un successo, questa lettera è stata letta da molte più persone di quello che forse lei pensava. Certo. Quindi insomma vabbè, direi che possiamo concludere qui questa rubrica di oggi. So che ci seguite molto, vi piace molto, e quindi la continueremo anche nelle prossime settimane. A risentirci e arrivederci allora venerdì prossimo. A risentirci. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Fino a mercoledì prossimo avremo modesti impulsi perturbati, con nuvolosità diffusa e precipitazioni. Sabato 12 gennaio, molto nuvoloso con foschie e nebbie fino al primo mattino. Non piove, minime e massime in calo, mare calmo o poco mosso. Domenica 13 gennaio, molto nuvoloso o coperto, in serata possibili piogge, rinforzi di vento sulla costa, valori termici in aumento, mare da mosso ad agitato. Lunedì 14 gennaio, cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, anche nevose fino a bassa quota, temperature pressoché invariate, oscillanti fra 3 e 6 gradi. Martedì 15 gennaio, ancora molto nuvoloso ma con qualche schiarita, livelli termici stazionari, abbondantemente sopra lo zero. La marea di sabato 12 gennaio è normale, la massima alle 10:30 75 cm, la minima alle 17:10 meno 35 cm.
Fra i tanti concerti natalizi, uno dei più belli è stato quello dell'ensemble Guido Cingano a Vetrego, con voci femminili e un organico strumentale comprendente anche molte fisarmoniche. A questa suggestiva esibizione è dedicata la nostra copertina finale di Diogini. Con queste immagini io vi saluto e vi do appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.